Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Siracusa, conclusi i lavori del G7 su agricoltura e pesca, sottoscritto un documento con impegni chiari per contrastare le emergenze climatiche e rilanciare il settore, con uno sguardo attento sull'Africa. Nel pomeriggio la protesta di Verdi e altri gruppi di sinistra per denunciare la crisi del settore. Caltanissetta senza acqua, da oltre 3 mesi a complicare la situazione stamane anche la rottura di una conduttura in centro. I cittadini chiedono l'intervento dell'esercito e puntano il dito contro la politica. Tragedia nel Messinese, un colpo partito accidentalmente dal fucile del padre uccide un 27enne durante una battuta di caccia a San Pier Niceto. Catania, ancora grave, la ragazza cosparsa di benzina e ustionata dalle fiamme è stata un'autentica spedizione punitiva per un giovane conteso da 2 ragazzine di 12 anni. Dopo il no alla proiezione di Iddu, il film che racconta Messina Denaro, Castelvetrano è divisa. Il PD annuncia: lo faremo vedere in piazza. Calcio, al Palermo brucia ancora la batosta rimediata al Maradona contro il Napoli. Rosanero ora pensano al match di lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Serie C, da domani in campo le siciliane. Il Catania cerca di tornare alla vittoria contro la capolista Monopoli. Il Trapani riceve la Turris. Lunedì il Messina a Picerno. Ancora ben trovati subito a Siracusa, dove si è concluso il G7 Agricoltura. È stato sottoscritto un documento con impegni chiari per contrastare le emergenze climatiche, con uno sguardo privilegiato sui problemi dell'Africa. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Rafforzare l'agricoltura per sistemi alimentari redditizi, resilienti, equi e sostenibili, scienza e innovazione per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico. E poi i giovani come agenti e protagonisti del cambiamento. E ancora la pesca, l'acquacoltura sostenibile, infine la sovranità alimentare come principio universale, ovvero la libertà dei paesi di scegliere cosa produrre e cosa mangiare. Questi sono solo alcuni dei punti contenuti in un documento sottoscritto dai ministri del G7 Agricoltura e Pesca della Presidenza italiana, cominciato giovedì scorso a Siracusa. È appena terminato. Soddisfatto il ministro Lollobrigida, che tra Expo e G7 ha trasformato Ortigia in una vetrina a cielo aperto e ha coinvolto centinaia di migliaia di visitatori. L'agricoltura non è Vanga e Zappa da decenni, l'agricoltura è la tecnologia che potete vedere qui. Tecnologie avanzatissime, l'agricoltura 4.0 usa i droni. E ancora i giovani e l'Africa, in un confronto improntato sul piano Mattei, che vuole cancellare gli atteggiamenti predatori e caritatevoli. Che immaginate ci possano chiedere i paesi africani di accogliere tutti i loro figli? No, ci chiedono di metterli in condizione che i loro figli possano restare con le loro famiglie a casa e vivere bene. Avere il diritto a non emigrare. I giorni siracusani fanno segnare un altro successo per l'Italia in chiave europea. Dopo oltre 30 anni il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti, un italiano, viene eletto al vertice del COPA, che riunisce tutti gli agricoltori europei. Sapere di dover rappresentare 22 milioni di agricoltori nel dibattito politico europeo ovviamente richiede un alto senso di responsabilità e noi come Confagricoltura ovviamente ce ne faremo carico. G7 ed Expo Divinazione vanno in archivio, adesso tutti gli sforzi saranno concentrati sul 2025, quando la Sicilia sarà regione europea dell'enogastronomia. Ma a margine della chiusura dei lavori del G7 a Ortigia si è svolto un corteo organizzato da Alleanza Verdi Sinistra, a cui si sono aggiunti altri movimenti legati all'opposizione. Presente anche l'europarlamentare Leo Luca Orlando, ex sindaco di Palermo. I manifestanti hanno denunciato le condizioni di gravissima crisi che stanno vivendo l'agricoltura e la pesca siciliana. In particolare sostengono che i piccoli agricoltori sono schiacciati dalla filiera commerciale neoliberista e dai costi di produzione che vengono ritenuti altissimi. E c'è stata un'altra protesta durante la mattina, a qualche centinaio di metri dal G7. Infatti un piccolo gruppo di agricoltori ha organizzato una protesta silenziosa, tra loro anche l'ex leader dei Forconi, Mariano Ferro. Il nostro TG ha dichiarato che in questo G7 mancano i veri contadini. Francesco Aloi.
Speravamo che si parlasse di agricoltura dal punto di vista del produttore agricolo, del contadino. Vedo che invece stanno parlando tutti, ma proprio tutti, sindacati, la politica, l'indotto, rappresentanti farmaceutici, c'è di tutto e di più. Quello che manca è la voce del contadino. Loro sono una piccola rappresentanza di agricoltori che ha deciso di fare una protesta silenziosa. Senza simboli né bandiere sono all'ingresso di Ortigia, qui dove a due passi è riunito il G7. Alla politica chiedono verità. Diteci che non c'è una lira, diteci che non possiamo affrontare l'argomento, diteci la verità. Per l'ex leader dei Forconi la siccità è soltanto la punta dell'iceberg dei tanti problemi del comparto. Gli aiuti arrivati fino ad ora, ci dicono, non bastano. Sono fatte molte chiacchiere, si è buttato molto fumo con pochissimo arrosto, hanno parlato di voucher, hanno parlato di aiuto alle aziende. Noi come azienda, ammesso e concesso che li prenderemo, ci daranno 200-300 quintali di foraggio, basterà sì e no per 3-4 giorni per poter sfamare gli animali. Voltiamo decisamente pagina e torniamo purtroppo a parlare della piaga del caporalato per 2 arresti che appunto sono avvenuti nel Ragusano, esattamente ad Acate. Sentiamo. Ancora sfruttamento e degrado nelle serre del Ragusano. 2 imprenditori agricoli di nazionalità tunisina sono stati denunciati ad Acate per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno. Durante l'ispezione della polizia, gli agenti hanno trovato 6 operai tunisini intenti nella raccolta di ortaggi senza i necessari dispositivi di protezione individuale come guanti e scarpe antinfortunistiche, in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Inoltre, a poca distanza dall'azienda, a circa 50 metri, è stata scoperta una struttura fatiscente adibita ad alloggio per gli operai, in pessime condizioni igienico-sanitarie, accertate anche dai servizi di igiene e sicurezza sul lavoro dell'ASP di Ragusa. Gli investigatori, supportati dalle testimonianze degli stessi operai e dalla verifica da parte dell'ufficio immigrazione della questura di Ragusa, hanno confermato la posizione irregolare di 3 dei 6 lavoratori sul territorio nazionale. Solitamente questo è uno dei motivi alla base dello sfruttamento, perché crea ricattabilità al lavoratore da parte del datore. L'irregolarità è data spesso dalle condizioni normative che ci sono in questo paese e soprattutto alla legge Bossi-Fini, per cui oltre a punire i responsabili, quindi i datori di lavoro, ci vogliono le garanzie per queste persone che devono essere riconosciute vittime di sfruttamento, di grave sfruttamento lavorativo e caporalato, e quindi deve essere riconosciuto loro un regolare permesso di soggiorno per continuare a stare nel nostro territorio. Alla crisi idrica, in particolare a Caltanissetta, alle prese con appunto la carenza d'acqua, la mancanza di acqua da mesi, rubinetti a secco nelle case, razionamenti, e come se non bastasse, questa mattina una grossa perdita di acqua per un'ennesima rottura della conduttura si è verificata di fronte al Palazzo di Giustizia della città. Emanuela Corsi. Non c'è pace a Caltanissetta, in ginocchio per la mancanza d'acqua e i razionamenti idrici. Come se non bastasse, la rottura di una condotta ha causato questa mattina una grossa perdita in via Libertà, di fronte al Palazzo di Giustizia. I vigili del fuoco hanno isolato la strada e, assieme ai tecnici di Caltacqua, hanno fermato la fuoriuscita che fortunatamente non ha causato ulteriori interruzioni alla distribuzione idrica. Intanto in città non si placano le proteste dei cittadini, ormai allo stremo. A raccogliere la disperazione della popolazione c'è Padre Rizzi, che non le manda a dire. Un tempo l'acqua era, in Sicilia avevamo l'EAS, che significa Ente Acquedotto Siciliano. Oggi l'acqua purtroppo è dei privati, purtroppo, per cui si può fare bello e cattivo tempo. Chi sollecita l'intervento dell'esercito, chi punta il dito contro la politica e chi invece continua ad invocare aiuto perché in alcune contrade i rubinetti sono a secco da mesi. Noi in contrada Niscimo a Caltanissetta siamo fuori dalla condotta da 110 giorni a causa di problemi pressori. In questo momento ci stanno rifornendo tramite autobotti di 2000 litri ogni settimana. Per la verità non c'è acqua neanche nei bagni del comune, come dimostrano queste immagini. Secondo questo cittadino sembra di essere tornati indietro nel tempo. C'è il problema che c'era nel 74, con mia madre buonanima e con le bagniere, uguale, 50 anni di distanza, non è cambiato niente. Anche gli esercizi commerciali sono a secco e in queste condizioni lavorare è sempre più difficile. Non penso che potremo andare avanti ancora per molto. Tanto lunedì verranno effettuati i lavori di sistemazione della conduttura di via
libertà, così da non interrompere la distribuzione idrica della zona. Una tragedia a San Pierniceto, nel Messinese. Un colpo partito accidentalmente dal fucile di un padre uccide il figlio 27enne durante una battuta di caccia. Francesco Triolo. Un colpo in pieno volto partito dal fucile del padre, così durante una battuta di caccia a San Pierniceto è morto un giovane di 27 anni, Salvatore Fabio, originario di Pace del Mela, sempre nel Messinese. Il ragazzo era andato a caccia insieme al padre, come spesso accadeva, nella frazione di Serro, quando un colpo partito accidentalmente dal fucile del genitore lo ha colpito alla testa. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Milazzo che stanno conducendo le indagini, coordinati dalla Procura di Barcellona. Per fare maggiore chiarezza sulla dinamica della tragedia è stata disposta l'autopsia che verrà eseguita lunedì, mentre il padre sarà sentito dagli inquirenti. Sgomento in tutto il comprensorio tirrenico, dove il giovane era conosciuto e descritto come un ragazzo d'oro, un gran lavoratore. Palermo, città senza occhi, indolente e feroce. Ha parlato così la procuratrice Laura Vaccaro ieri nel corso della requisitoria per il processo sullo stupro di gruppo del Foro Italico. Marco Gullà. Uno spaccato grigio e triste ha parlato di Palermo come una città senza occhi, indolente e feroce. La procuratrice Laura Vaccaro ieri nel corso della requisitoria che si è tenuta a porte chiuse nel processo sullo stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo, avvenuto nel luglio dello scorso anno e che vede imputati 7 giovani. La procura ha chiesto pene da 12 a 10 anni e 8 mesi per gli imputati. La procuratrice Vaccaro ha fatto riferimento al repertorio della vittima perfetta, che per essere tale deve corrispondere al mito dello stupro. Ha ribadito che la colpa non è mai della vittima ma degli stupratori. Ha parlato non di gruppo ma di un branco che ha agito senza umanità e di battuta di caccia. Nel corso della requisitoria ha sottolineato i forti elementi di vittimizzazione secondaria che hanno provocato ulteriori sofferenze alla persona offesa e ha posto l'accento sull'uso delle parole che non hanno solo un significato ma anche un significante, riguardando tutte le occasioni nella quale la persona offesa viene chiamata solo con il nome, privandola del suo cognome. La procuratrice ha terminato con le parole di Tina Lagostena Bassi: noi chiediamo giustizia. E noi adesso andiamo a Catania, siamo tornati in via Capuana, nel cuore del quartiere dove giovedì pomeriggio una giovane di 26 anni è stata cosparsa di benzina e ustionata dalle fiamme. Le caratteristiche di una vera e propria spedizione punitiva. Sentiamo il perché nel servizio di Simona Mazzone. Resta in prognosi riservata la giovane di 26 anni che giovedì pomeriggio è stata cosparsa di benzina prima e poi data a fuoco proprio in questo punto davanti a un garage di via Capuana, angolo via Ventimiglia, storico quartiere catanese alle spalle della fiera. È ricoverata con ustioni al volto, collo, braccia e torace al centro grandi ustioni del Cannizzaro, dove per le condizioni critiche è stata intubata. Questa mattina sul posto, bocche cucite, si è detto troppo e male, commentano le parenti della giovane ustionata a microfoni spenti. La loro versione è quella di una insensata spedizione punitiva nei confronti della famiglia di una dodicenne. Una compagna di classe avrebbe raccontato ad una coetanea che la ragazzina faceva il filo al suo fidanzatino. Storie da adolescenti, insomma, che però hanno innescato il seme della vendetta. Dal racconto delle familiari della vittima, un'auto si sarebbe fermata proprio qui, sarebbero scese delle donne. Una di queste aveva probabilmente una bottiglia già in mano e avrebbe dato fuoco dopo aver cosparso la ragazza 26enne di liquido infiammabile. Poi la scena è durata pochissimi minuti, ci hanno raccontato, tutto è finito e sono andate via sempre in auto. Una vera faida familiare dove c'è andata di mezzo la cugina della dodicenne che era passata in casa dalle parenti per un saluto dopo alcuni acquisti in zona. Adesso saranno le indagini a chiarire i fatti. Quello che è certo è che la tragedia avrebbe potuto coinvolgere più persone, perché al momento dell'episodio, durante le fasi concitate e le grida, diverse persone sono uscite in strada, tra cui la madre della ragazzina con in braccio la bambina di 3 anni e le altre figlie a cui la benzina è arrivata addosso. Sono tanti gli aspetti da chiarire, ancora non risultano fermi. La procura ha aperto un'inchiesta, le indagini sono affidate alla squadra mobile. Noi ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco e vi parleremo di una Castelvetrano divisa sulla proiezione del film Iddu sulla vita di Matteo Messina Denaro. A tra poco.
Seconda parte del nostro telegiornale fa ancora discutere il diniego di Salvatore Vaccarino a proiettare il film Iddu nella sua sala cinematografica di Castelvetrano. Il PD regionale si dice pronto invece a farlo, a proiettare appunto questo film su Matteo Messina Denaro in uno spazio diverso, all'aperto, ma sempre a Castelvetrano. Laura Spanò. È diventato un caso nazionale il no di Salvatore Vaccarino, gestore del cinema Marconi a Castelvetrano, a proiettare l'anteprima del film Iddu, l'ultimo padrino, il film che si concentra su un particolare periodo della vita di Matteo Messina Denaro, quello della latitanza, esplorando le relazioni che ha mantenuto nell'ombra. Le ragioni di Vaccarino a non proiettare il film non sono state chiarite pubblicamente, ma si pensa che la decisione possa essere legata al coinvolgimento indiretto del padre nella vicenda. Antonio Vaccarino, padre di Salvatore, ex sindaco della città, dal 2004 iniziò infatti una corrispondenza epistolare con il boss, usando i nomi in codice rispettivamente di Svetonio e Alessio. La città ora si è spaccata in due su chi è d'accordo con Vaccarino e chi invece no. A scendere in campo anche il PD regionale. Nel silenzio di tanti, nelle prossime settimane il Partito Democratico organizzerà in uno spazio pubblico a Castelvetrano la riproduzione del film Iddu a cura dei registi Piazza e Grassadonia. È un film che racconta la storia di Matteo Messina Denaro, una storia su cui ancora pendono ombre e silenzi. Sono convinto che sarà una pellicola straordinaria. Io ho avuto già la possibilità di premiare Piazza e Grassadonia ai tempi della mia esperienza di assessore regionale al turismo per il film Sicilian Ghost Stories. Sono sicuro che anche questo sarà un bel film e soprattutto sono sicuro che è un film per cui non bisogna voltarsi dall'altra parte, è una storia che va raccontata e va raccontata soprattutto ai più giovani. Le reazioni al film comunque non sono state tutte favorevoli. A Isola delle Femmine, vicino Palermo, alcuni manifesti pubblicitari del film sono stati vandalizzati con insulti rivolti al boss, tra cui uno che recitava L'ultimo indegno. A Mister Bianco, nel Catanese, si è ricordato il maresciallo dei carabinieri Alfredo Agosta, assassinato dalla mafia nell'82 a Catania, intitolandogli una strada, una delle traverse di via San Giovanni Bosco. Il maresciallo Agosta, lo ricordiamo, all'epoca dei fatti in servizio al nucleo di polizia giudiziaria a Catania, pur disarmato, cercò di bloccare i due sicari che avevano appena fatto fuoco verso un pregiudicato all'interno di un'attività commerciale, rimanendo anche egli ucciso da un colpo di fucile. Cambiamo decisamente argomento. Arisa, Colapesce di Martino, Rafael Gualazzi, tutti questi nomi e anche di più per omaggiare a Catania il genio di Franco Battiato. Sentiamo. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano. L'appuntamento con la grande musica dal vivo è per questa sera alla Villa Bellini di Catania, con il tributo a Franco Battiato, cantautore, regista, compositore, scrittore, morto a Milo, paese che tanto amava nel maggio 2021. Calcio, cominceremo con il Palermo che deve ancora digerire la batosta di Napoli. Per il Palermo a Napoli è stata una sconfitta difficile da digerire nei numeri e nelle forme. Adesso però i rosanero stanno pensando al prossimo impegno, quello di lunedì contro il Sud Tirol. Sentiamo Marco Gullà. La batosta rimediata al Maradona fa ancora male. Le certezze del Palermo sono crollate nel giro di pochi minuti, ma come ha più volte ribadito l'allenatore rosanero Alessio Dionisi, la sfida di Coppa Italia non era a livello del Palermo. Il messaggio del tecnico è stato rimboccarsi le maniche e pensare al prossimo incontro di campionato che sarà lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Vedi Napoli e poi cambi. Dionisi sa bene che al Maradona sono stati tanti gli errori commessi dalla sua squadra, innanzitutto nell'approccio. Il Palermo è apparso morbido e remissivo al cospetto di un Napoli aggressivo e voglioso di divertirsi. Così è stato. A Bolzano rosanero che torneranno al 4-3-3 con Henry che prenderà nuovamente il posto da attaccante centrale e poi due esterni offensivi che verosimilmente saranno Ledo Aron e Di Mariano. In porta torna De Planche, ma quel che deve cambiare è l'atteggiamento. Il Palermo non ha ancora indossato la tuta da operaio e per fare bene in Serie B occorre soprattutto quella.
Alla Serie C adesso, con il Catania in cerca dell'acuto al Massimino, con il Monopoli contro la capolista, gli atnei cercheranno di tornare alla vittoria mancata negli ultimi 3 turni. Marco Carli. 7 punti contro 2. Il rendimento nelle ultime 3 partite di Monopoli e Catania racconta il divario in classifica fra la squadra di Colombo e quella di Toscano. Momenti diversi di un torneo che però ha avuto avvio da troppo poco tempo per definire le reali gerarchie, come era facile capire anche quando il Catania, cominciando col piede giusto, aveva dato uno strappo deciso nelle prime 3 gare. Di certo i rossazzurri si sono quasi sempre ritrovati di fronte a squadre che al momento occupano posizioni d'alta classifica. Dopo Sorrento, Benevento, Picerno, Giuliano e Cerignola, ecco il Monopoli, reduce da 2 vittorie consecutive, che ha la miglior difesa del campionato con soli 2 gol subiti. Toscano, che conti disponibili soprattutto a centrocampo, ma che ha fiducia da sempre nelle qualità ancora non totalmente espresse della sua squadra, presenta così la sfida. Gli auguriamo di recuperare presto a tutti e di riaverli di nuovo con noi, perché ci mancano come persone soprattutto. Però adesso ci dobbiamo concentrare sull'organico che abbiamo, sui calciatori che saranno a disposizione, che scenderanno in campo domani. Sicuramente la soluzione, siamo qui per trovare soluzioni, la troveremo. Dal punto di vista individuale e di squadra dobbiamo alzare il livello di prestazione. Catania Monopoli sarà seguita da Telecolor con diretta stadio a partire dalle 20:15 di domenica, 3 ore live che si chiuderanno con le interviste in anteprima ai protagonisti. E per le altre squadre di Serie C domani il Trapani ospita il provinciale la Turris, impegno invece in trasferta per il Messina, che lunedì sera sarà ospite del Picerno. Sergio Colosi. Il Messina per il rilancio, il Trapani per la svolta. La 7ª giornata assume grande significato nei percorsi delle 2 siciliane. I Granata, dopo la 5ª al Potenza, inseguono domani con inizio alle 18:30 il primo successo al provinciale contro la Turris. L'equilibrio del campionato compensa la partenza a fasi alterne della squadra di Aronica, che ha soltanto 4 punti di ritardo dalla vetta. Il Trapani, dal grande potenziale offensivo, si misura contro una Turris che non prende gol da 4 incontri. Lescano torna dall'inizio con Zuppeli in panchina. Dopo il primo punto e il primo gol in trasferta, secondo viaggio consecutivo per il Messina, che gioca lunedì sera a Picerno alle 20:30. Ai giallorossi serve alzare l'asticella perché il calendario è in salita. 3 dei 4 prossimi avversari sono ai vertici della classifica. Oltre al Picerno, Benevento e Monopoli, e nel mezzo il derby di Trapani. Per fare punti il Messina deve limitare gli errori di inesperienza che fin qui hanno condizionato i risultati ma non le prestazioni. Fuori salvo per infortunio, Anatriello guida l'attacco con Petrungano e Pedicillo. Mercato ha rescisso Simonetta. Era il nostro ultimo servizio, questa edizione di Sicilia 24 finisce qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.